Allora, buon martedì grasso a tutti. Oggi vi abbiamo raccontato già con altri video un carnevale unico in Sicilia. Il protagonista è lui, lo vediamo lì, è l'orso. Questo ballo è per te! Una rievocazione storica con la sfilata dell'orso e della corte principesca. E poi tanto altro, tanti altri ingredienti per rendere speciale questa giornata. Ma andiamo a cercare la corte e poi andiamo a incontrare lui, l'orso, il vero protagonista di questa giornata. Seguiteci quindi, vediamo se riusciamo a trovarlo. Tantissime persone presenti qui al carnevale, come detto un carnevale unico in Sicilia. Un orso viene portato in giro per il borgo. Vediamo se riusciamo a trovarlo, non sarà facile. Intanto scriveteci nei commenti da dove ci state guardando in questo momento. Noi vi abbiamo già mostrato una prima parte di questa sfilata per le vie di questo borgo. Adesso un momento dedicato al folklore siciliano e adesso cerchiamo insieme a voi l'orso di Saponara, piccolo comune della provincia di Messina. Guardate quante persone presenti. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Seguiamo la gente e sicuramente troveremo anche l'orso. Vediamo un po'. Salve, sapete dove è andato l'orso? Sapete dove è l'orso? No. Cerchiamo l'orso. Vediamo un po'. E allora ci saluto da Trabia, ciao Francesca. E poi abbiamo Marco. Salve, buongiorno, ma dov'è l'orso? Dove è andato l'orso? Lo state cercando anche voi? Da dove venite? Da Messina. Da Messina. È la prima volta che siete a Saponara? No. Quindi vi piace questa iniziativa? Tantissimo. Come possiamo descrivere il carnevale siciliano a chi ci sta seguendo? È una cosa Colorato. bella? Colorato e divertente. Salve! Ma avete visto l'orso? Sì, l'abbiamo visto. E dove è passato? Che lo cerchiamo? Andate. Di là. Che sta È correndo. andato di là oppure di quello che... Tra un'oretta scenderà di qua. Scenderà qui. Anche 2 orette. Di là. Sale di là, la troviamo. Perfetto. Va benissimo. Vediamo se troviamo l'orso, ma intanto vi ricordo che potete anche andare a vedere i video che ci sono in pagina, sono stati pubblicati nel primo pomeriggio. Abbiamo seguito oggi questa manifestazione, siamo stati anche al carnevale bellissimo di Mister Bianco e poi oggi gli amici di Bella Sicilia anche a Patti per il carnevale pattese, lo storico carnevale pattese, e anche a Brolo un altro bellissimo carnevale. Brolo, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia. Vediamo un po', andiamo alla ricerca dell'orso. Buon pomeriggio! Ma avete visto per caso l'orso dove è andato a finire? È dall'altro lato? Sì. State andando anche voi a cercarlo? Sì, certo. Bene, da dove venite? Da Villafranca. Villafranca, quindi vicino. Sì. No, io sono di Milazzo. Ciao, salutiamo! Ciao. Forza Milazzo. Vediamo se riusciamo a trovare l'orso. Allora, leggiamo i vostri messaggi. Ciao Annabella, Melina che ci segue da Roma,
la sua Saponara. Hai visto che bel regalo ti abbiamo fatto? Ecco, un evento particolare quello di Saponara che abbiamo deciso di seguire quest'anno anche con Bella Sicilia e Onda TV, una rievocazione storica di un evento del passato, quindi salve, ma avete visto per caso l'orso? Non ancora. Non ancora, dovrebbe passare da qua? Sì, a momenti. A momenti? Sì. Lo aspettiamo qui allora? Credo che sia giusto. Bene, e allora vediamo un po' se arriva l'orso. Salve, ma l'orso passa da qui? Passa da qui. Ma lei si ricorda questa manifestazione da piccolo? Io avevo 70 anni che mi ha ricordato. Quindi ogni anno si ripete per il martedì Sì, grasso? Ecco. Tre anni non ne facevo. Ecco, 3 anni non fate più questo evento, ma adesso ritorna. Cosa ne pensate? È bello? Ci piace a lei. Molto bello. Una manifestazione unica, È antica. antica. Ma è una rievocazione storica, quindi un Sì, fatto sì. realmente accaduto. Lui 90 anni se lo ricorda sempre. Lei ha 90 anni? 91. 91. Complimenti, complimenti, Grazie. ti porta davvero bene. Grazie. Allora, siamo a Saponara, un borgo della provincia di Messina. Perché è bello vivere in questo borgo? Perché è bello tranquillo. È un borgo tranquillo. Oggi ci sono tante persone a vedere da vicino questa manifestazione, c'è tanta allegria. Assai ce n'è oggi. Bella. Una volta ce n'era di più. Se lei vada più giù, quanto mancano ci sono? Ma c'è qualche piatto tipico per questo carnevale qui a Saponara? No, Così, no. così, le chiacchiere? Lei che no, per dire la verità mangio il stocco fesso. Upisci Maccheroni, stocco, upisci maccheroni. stocco e maccheroni. I maccheroni, Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Ciao. La Sicilia è tutta bella. La Sicilia. È tutta bella. Grazie, grazie. Bene amici, salutiamo. Qui aspettiamo ancora l'orso, non so se arriva. Magari ci colleghiamo più tardi con un'altra live. Intanto vi saluto e poi vediamo quando arriva l'orso, magari torneremo in diretta. Dai. Intanto il divertimento continua qua per questo martedì grasso 2023. Salve, da dove venite? Milazzo. Da Milazzo. E lui come si chiama? Damiano. Damiano, quanti anni ha? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Ciao Damiano, ciao ciao. Ciao ciao.